Buonasera, bentrovati a Corner, buon lunedì, siamo all'indomani del derby giocato al Massimino tra il Catania e il Messina, finito 0-0, parleremo di questo ma parleremo anche di quello che il Catania, il prossimo impegno che il Catania andrà ad affrontare domenica contro il Crotone. Lo faremo come sempre con Angelo Patanè, buonasera. Buonasera Angelo, buonasera ai telespettatori. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Bentrovati. Con noi in studio c'è Carlo Breve che ha visto, raccontato in diretta la partita ieri del Massimino. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Vado adesso dalla nostra Giulia. Ciao Angelo, buonasera allo studio e benvenuti e ben ritrovati appunto a voi amici a casa. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi è 342 771 2855. E salutiamo anche i cugini, ragazzi, buonasera. Buonasera. Ciao ragazzi, Buenos Aires. Buenos Aires. Grazie. Torneremo da voi nel corso della nostra serata. Come sempre cominciamo con il racconto della partita. Il montaggio è di Ottavio Longo. È la 13ª giornata di campionato. Due squadre che hanno fatto la storia del calcio siciliano in tutte le latitudini, come dici tu, e si affrontano in questo campionato di Lega Pro con differenti ambizioni. Il Catania che punta a ritornare in Serie B, il Messina che vuole rimanere in questa categoria. Anastasio, il controllo, poi prova a caricare il destro, il sinistro, il pallone che va fuori. L'hanno studiata bene. Gherardi che guadagna posizioni e campo, la difesa dello spazio, la girata di Montalto. Ha calciato bene Angelo. È però debole Carlo. Roberto Inglese mette una palla incredibile per Carpani. Mamma mia! E poi guardate il controllo di Carpani, l'uscita con il manone. Il calcio è rigore sì, netto Angelo. Assolutamente sì. È rigore netto. Prende la palla Carpani prima, il controllo di Carpani, dopo prende la palla ed entra a controtempo. Fuori tempo Capricas, è rigore netto. Sciabolata all'interno della rigore e che parata da parte di Krapicas. Lo batte col destro, lo mette col contagiri per la testa di Carpani, poi pallone che rimbalza, danza pericolosamente all'interno dell'area di rigore. Di prima intenzione, ancora Castellini, stoppa la girata, li stoppa all'interno della rigore, questo è giallo tutta la vita, anzi rosso diretto, è chiaro. Salvo si era perso praticamente con Roberto Inglese e vedremo chi batterà questo calcio di punizione. Due uomini a fare da filtro, la rincorsa e lo sbaglio incredibile di Montalto. Calcio di punizione battuto, no, incredibile l'errore di Montalto, giocatore che non può pensare di avere la palla dell'1-0 davanti alla linea di porta e lisciare clamorosamente il pallone. È una giocata importantissima. A questo punto, con un minuto di extra time, manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi, piovono i fischi allo stadio Massimino. Abbiamo raccontato la partita con le immagini e con il commento sia di Carlo che di... ha fatto bene Ottavio a montare la prima sensazione che avevamo avuto sull'uscita di Krapicas, poi avevamo invece visionato bene le immagini e nel secondo replay che è evidente, lo avevamo chiarito già nella partita in diretta, che invece l'uscita di Krapicas col guantone andava a cercare
proprio il pallone e avevamo rettificato quella che era la sensazione d'amblè iniziale. Prima dello scontro hanno preso entrambi la palla, Sì. prima Carpani e poi Capricas. però E così Capricas, abbiamo bruciato un episodio da Moviola. L'abbiamo bruciato, ma Quindi, diciamo che- non potevamo fare passare perché il bello della diretta è raccontare le sensazioni in tempo reale. Poi fortunatamente ci è venuta incontro la Moviola e dopo 30 secondi, quando abbiamo avuto le immagini giuste, perché dall'alto la sensazione che l'uscita inizialmente fosse sul giocatore, poi invece vediamo il guantone che riesce a toccare il pallone, l'uscita di Capricas a quel punto era un autentico miracolo, brevissimo, 3 migliori in campo, Il migliore portiere, in campo il del migliore Messina. in campo, Allora, sicuramente. abbiamo visto la partita, il riassunto della partita. Io prima di iniziare tutta la nostra discussione vorrei avere degli altri spunti dall'intervista fatta ieri in esclusiva proprio per noi nel pre-partita dal presidente del Catania, Ross Pelligra. Rivediamo cosa ha detto Pelligra e poi magari saranno argomenti di dibattito, Chiaro. visto che da casa ci sono anche altre richieste su quello che... Anche dichiarazioni di Faggiano molto interessanti. Ci sono anche quelle là, le vedremo, le sentiremo di nuovo. Sentiamo Pelligra. C'è la volontà di investire da parte di Pelligra sul mercato di gennaio per rafforzare ulteriormente questa squadra e consentirle di lottare fino alla fine per il primo posto? The window of January is important. My team is assessing. La finestra di mercato di gennaio è assolutamente importante, la delego al mio team qui a Catania che sicuramente mi assisterà per fare sì che possiamo fare le scelte giuste in chiave mercato. Senta, nella sua ultima conferenza stampa ha parlato di un impegno che continua, il suo impegno del gruppo Pelligra per il Catania. Pelligra è qui da 2 anni. Possiamo ad esempio dire se ci sono dei tempi o ancora esiste il budget e la volontà per investire per costruire ad esempio la casa del Catania, il centro sportivo? Setting up a home for Catania is important. Sicuramente creare quella che è la casa del Catania per noi è assolutamente importante. Vogliamo fare questo investimento, abbiamo il budget per farlo, è una cosa che sicuramente ci proietta nel lungo termine e sarà il futuro del Catania. Chiaramente dobbiamo trovare la location ideale per effettuare la costruzione di questo centro sportivo, ma abbiamo già, come dire, adocchiato varie opzioni, siamo più vicini chiaramente rispetto al passato nel prendere questa decisione. Però dobbiamo trovare assolutamente la location che sia adatta, perfetta per noi, quindi essendo una cosa cruciale ci prendiamo, diciamo, il nostro tempo per effettuare questa scelta, decisione. Chiudo con un'ultima domanda sui tempi del progetto sportivo e societario. Appunto dicevamo, Gruppo Pelligra è qui da 2 anni, ritiene che i tempi siano stati rispettati o c'è qualcosa su cui crede che bisogna accelerare? Catania, for me, Allora, sicuramente da quando siamo arrivati a Catania, oltre 2 anni fa, abbiamo messo tanto impegno e tanto lavoro. Il nostro obiettivo è quello di continuare a far crescere il club. Abbiamo fatto tanto, c'è ancora tantissimo da fare, ma è un progetto, come dicevo prima, a lungo termine, quindi non ci fermeremo. Catania del resto è casa mia, Catania fa parte delle mie radici familiari e voglio rendere questo club di successo per gli anni successivi, anche nel futuro quando io non sarò più qua. Vincenzo Grella e Marc Bresciano stanno assolutamente facendo tantissimo per Catania, in particolare Grella è qua a pieno regime, full time, ha praticamente, tra virgolette, quasi lasciato la sua famiglia per dedicare il suo tempo al Catania. Ci riteniamo molto fortunati di avere lui, chiaramente affrontiamo ogni giorno dal punto di vista calcistico delle sfide importanti, però siamo contenti di avere lui e anche Bresciano che ci aiuteranno ad andare avanti. Grazie Presidente, buona serata, buona partita. Grazie. Allora, l'intervista fatta prima chiaramente Spiegalo. del derby Diciamolo, e perché chiaramente non... fatta dopo poteva avere un altro significato. Questo no? senz'altro, senza Questo dubbio. sa significare, non perché ogni tanto ci piace autocomplimentarci, però a volte sento dire che noi giornalisti non facciamo tutte le domande o ne facciamo solo in parte o evitiamo quelle spigolose. Qui partivamo ancora prima dell'inizio della partita, Marco ha praticamente chiesto a Pelligra tutto quello che ovviamente chi fa professionalmente questo lavoro è chiamato a domandare: il progetto, la progettualità, il futuro, il mercato di gennaio, le vicende societarie, l'impegno di Pelligra nei prossimi anni. Noi in fondo le domande le abbiamo fatte, le risposte sono quelle di Pelligra e lì possiamo anche ragionare in che termini, quanto queste siano esaustive o quanto siano la ripetizione di un canovaccio già conosciuto.
Sicuramente sulla progettualità infrastrutturale c'è un ritardo notevole, perché comunque stiamo parlando di un avvento, quello di Pelligra, che risale a 2 anni e mezzo fa. 2 anni e mezzo fa si parlava senza mezzi termini di Torre del Grifo come primo obiettivo su cui ricostruire la casa del Catania. 2 anni e mezzo comunque sono passati. Posso farti una provocazione, Alessandro? Certo. E se Torre del Grifo rimane in cima ai desideri di Pelligra, ma come ogni buon imprenditore aspetta... Non puoi perdere 2 anni e mezzo, Alessandro, che significa rallentare il processo di crescita del settore giovanile. Ma la mia... 2 anni e mezzo, e qui Carlo mi può sicuramente confermare o smentire, tu poni le basi per costruire un settore giovanile che deve diventare poi la fucina della prima squadra. Una società come il Catania deve in prospettiva riuscire a creare anche dei prodotti del vivaio e fare plusvalenza. 2 anni e mezzo sono tanti, Carlo. Parli da manager del calcio. No, parlo da osservatore. Tu, l'ottica che affronti è quella del manager del calcio, chi ha un progetto strutturale con quello che significa gli annessi e i connessi di un ciclo sportivo. Ma qui dobbiamo ricordarci che abbiamo di fronte, lo dico in maniera assolutamente chiara ma senza preconcetti, di fronte anche a un imprenditore che deve fare i conti con le spese che andranno affrontate. Quindi la mia provocazione è una domanda che faccio a me stesso: se Torre del Grifo è ancora in cima ai desideri di Pelligra, può anche darsi che si aspetti che la base d'asta, che era partita da 18, poi 14, poi 12, 6, 5, non so, adesso potrà arrivare a 2-3 milioni di euro, e in quel momento il sacrificio di aver ritardato per 2 anni il progetto sportivo potrebbe essere compensato da una plusvalenza significativa. Non è un male, attenzione, ricordiamoci che Zamparini ha fatto la fortuna del Palermo a Palermo, realizzando infrastrutture incredibili che erano state diciamo un po' il volano di quelle che poi sono state le scelte ricadute non mi a Palermo. Convince per il motivo che ti ho detto prima, per il fatto che per allenarsi il Catania sta sfruttando il campo grande del Massimino, con ripercussioni anche sullo stato di salute del manto erboso del Massimino, e quel ragionamento che facevo prima sul settore giovanile mi porta a dirti che se si fosse iniziato a progettare quel discorso sul settore giovanile 2 anni fa, non che oggi il settore giovanile stia lavorando male, attenzione, ma un conto è avere un centro sportivo dove puoi sviluppare un lavoro veramente a 360 gradi, un conto è dover trovare delle soluzioni di fortuna, e arrivo al ragionamento: un lavoro partito 2 anni e mezzo fa sul settore giovanile probabilmente oggi ti darebbe quelle soluzioni in attacco anche di ragazzi del settore giovanile che sono prepotentemente arrivati in prima squadra, e ieri magari ti possono anche fare il gol vittoria senza dover aspettare che Montalto si sblocchi, si svegli da questo stato di torpore in cui si è infilato. Volevo sentire intanto qualche messaggio da casa, poi volevo sentire anche Carlo. Ma allora andiamo con ordine, perché stasera abbiamo un carico piuttosto importante nelle soste. Facciamo che ci fermiamo, ci prendiamo una sosta, riprendiamo da Carlo, poi riprendiamo, sentiamo per la prima volta i messaggi da casa, e sono tantissimi, per continuare la nostra discussione. Pausa. Ricominciamo allora da dove ci siamo fermati, cioè da Carlo Breve. Abbiamo fatto una discussione prima con Alessandro, con Angelo Patanè. Qual è il tuo punto di vista adesso rispetto a quanto abbiamo già evidenziato? I punti di vista diversi chiaramente di Alessandro e anche di Angelo. No, non sono punti di vista diversi, Angelo, sono due aspetti. Due proiezioni della stessa idea, che convergono rispetto al fine e divergono rispetto ai mezzi.
Allora, il discorso sul settore giovanile parte un po' da lontano. Il Catania negli ultimi 2 anni parte da zero, no? Col settore giovanile completamente Azzerato. sotto zero. Non solo nel settore giovanile, ma proprio 0-0. È quindi, ripartito da zero. Nella precedente gestione, con un punto di riferimento come Torre del Grifo, il Catania ha sfornato negli ultimi anni tantissimi talenti, con un capo scouting che si chiama Mario Marino, che andava a girare in tutti i campi a livello nazionale con Orazio Russo e chi l'ha preceduto, che con la gestione appunto del settore giovanile sono usciti fuori oggi tanti giocatori che fanno la fortuna di società di professionismo di altissimo livello. Parlo di Alessandro Arena, per esempio, che è stato anche lui in rappresentativa regionale, partito dei dilettanti. Parlo di Valentin Carboni, oggi al Monza. Parlo di Pecorino, ex Juve Next Gen. Tantissimi calciatori che oggi... Portiere Borriello, Flavio Russo. Flavio Russo. Cioè Di tutti Stefano. i giocatori di Stefano, che oggi fanno la fortuna di società professioniste e che magari oggi avrebbero fatto la fortuna del Calcio Catania. Quindi avere la gestione di una struttura come Torre del Grifo, che ci invidiavano a livello nazionale e anche europeo, sì, che è uno dei più grandi centri sportivi a livello europeo, oggi il settore giovanile che si allena annesima con un campo solo è sicuramente un peccato mortale. Carlo, però dobbiamo convenire anche sul fatto che questa società ha ripreso in mano del settore giovanile da poco tempo e quindi sta costruendo. Le squadre del settore giovanile vanno abbastanza bene, stanno facendo abbastanza bene, ha bisogno chiaramente di tempo per poter riproporre quei nomi che tu hai fatto prima. Ma ha bisogno anche di strutture, Angelo, perché quelli sono fondamentali. Un campo solo per tutto il settore giovanile sicuramente si fa fatica a lavorare con certi criteri. A Torre del Grifo i campi erano tantissimi, si potevano allenare ognuno nella propria fascia di orario nel proprio campo e chiaramente i risultati sono alla vista di tutti. Oggi sono tanti calciatori di grazia che fanno i professionisti. Adesso andiamo a sentire un po' di telespettatori. Diciamo che è chiaro che c'è tanta insoddisfazione, su questo possiamo le partite le abbiamo viste tutti. Possiamo annunciarlo, possiamo dirlo semplicemente. Chiedo messaggi brevi, sottolineo ancora una volta perché è impossibile leggere dei messaggi che sono chilometrici, soprattutto cerchiamo di utilizzare un linguaggio che possa essere non solo televisivo, potabile, ma soprattutto cerchiamo di non offendere nessuno. Giuro. Comunque gli umori sono contrastanti. Buonasera a tutti, una domanda a Patanè. Secondo te, con l'infermeria piena del mister, non è il caso che cambi modulo di gioco per evitare 2 passaggi e palla lunga aspettando gli infortunati? E poi, Chiricò, quest'anno poteva essere utile per la causa? Grazie. Mi chiedo quanti dei giocatori, parto dall'ultima domanda, quanti dei giocatori della scorsa stagione potevano essere utili al Catania in questa stagione sotto la governance di un direttore sportivo che fa il direttore sportivo e di un allenatore che fa l'allenatore e che ha anche autorità e autorevolezza. Così come è capitato a giocatori importanti che sono andati via da Catania e che stanno facendo la fortuna di altre squadre, probabilmente, dico è soltanto un'ipotesi, anche Chiricò con Toscano, con Faggiano e con una struttura che governi anche l'ambiente calcistico dentro gli spogliatoi, poteva fare qualcosa di più. Però è anche vero che Chiricò è un capitolo chiuso per il Catania. Chiricò, come tutti quelli che in un certo qual senso hanno voluto mantenere correttamente sotto un profilo contrattuale l'impegno contrattuale, perché è difficile trovare un'altra società, lo dico per Chiricò ma lo dico per tanti altri giocatori, che di fronte a un contratto si fermano e dicono beh, chi mi rifà un contratto con tanti zeri e con tante cifre prima degli zeri? Io, Angelo, non sarei così categorico sul fatto che Chiricò sia un capitolo definitivamente chiuso fino a un certo punto. Non sarei così categorico. D'accordo, fino a un certo punto è stato un capitolo definitivamente chiuso. Non sarei così categorico adesso, in questo momento. D'accordo, ma questo non significa che se oggi Chiricò non è più un capitolo definitivamente chiuso, c'è stato un cortocircuito doppio all'inizio di questo campionato, perché, scusami tanto,
se si dovessero riaprire ipotesi di trattative. Intanto gli dovresti trovare un posto in lista. E chiaramente questo è il primo tema. Il problema è che il posto in lista, se devi riaprire le trattative, le puoi riaprire anche con giocatori esterni. Significherebbe che anche quest'anno probabilmente è stato fatto un eccesso di valutazioni in termini negativi o in termini propositivi nei confronti di alcuni giocatori. No, Angelo, c'è stato, lo ribadiamo perché l'abbiamo detto anche l'altra volta, un cortocircuito a un certo punto della campagna acquisti che ha costretto la dirigenza a rivedere i piani, perché alcuni giocatori che sono andati via, proprio con Faggiano, ti faccio un nome, Cicerelli, sì, è andato via per ragioni di budget, perché quel budget non poteva più contenere tutti i contratti di quelli che erano già dentro e di quelli che stavano arrivando, più i contratti di alcuni giocatori che erano valutati come giocatori possibilmente utili alla causa, tipo Cicerelli, che avrebbe potuto giocare dietro l'attaccante anziché quinto come ha fatto in alcune partite della scorsa stagione. C'erano delle contingenze nuove che hanno obbligato la dirigenza a rivedere i piani, e quindi ci sono stati sacrifici di alcuni giocatori che magari oggi potevano dare una mano al Catania. Alessandro, questo sempre per ricordare la genesi e la formazione di questo organico. Capisco che voi avete in questo momento un contraddittorio corretto con Alessandro. Si parla di Chirico, è giusto, è l'argomento del giorno, dobbiamo anche in qualche modo dirci le cose come stanno. E le cose che hai detto tu, proprio ieri durante l'intervista a Faggiano, sono state la premessa della mia domanda. Quindi ma poi vi siete parlati in privato? Adesso sentiamo non ci siamo ancora parlati in privato, ma quella risposta di Faggiano è stata... Ero curioso, ti ho detto poi ne parliamo in privato. Non ci siamo sentiti in privato, grande rispetto reciproco tra me e il direttore sportivo del Catania, anche nei confronti aperti, perché è corretto che lui esegua il suo compito, come ha fatto ieri. Adesso lo sentiamo Faggiano. E allora però lo sentiamo Faggiano, però lo io vorrei facciamo. sentire Giulia messaggi senza domande, perché altrimenti facciamo notte e domani mattina alle 6 ci ritroviamo di nuovo qui ancora. Giovanni scrive: buonasera, riponiamo nel cassetto i sogni di gloria, ennesimo campionato buttato al vento, ormai ci siamo abituati purtroppo, quindi la rassegnazione. Paolo Fisicaro: ciao a tutti, purtroppo escluso Inglese siamo senza attaccanti, un altro anno fallimentare, ci aspettano solo i playoff, forza Catania. Buonasera, andiamo allo stadio per divertirci, non per mangiarci il fegato. Questo lo scrive Carmelo. Bene, ci fermiamo qui perché vorrei sentire l'intervista a Faggiano, la mettiamo adesso. L'abbiamo evocato e adesso sentiamo cosa ha detto ieri il direttore sportivo del Catania. I fischi del pubblico sono sempre giusti, perché 3 partite che stiamo facendo fatica e una l'abbiamo persa, l'altra potevamo fare qualcosa in più. È normale piangersi addosso, non va bene per me, perché do alibi a tutti noi, per cui i tifosi ci hanno ragione, perché ci seguono in tanti, ma non è una lavata di faccia, come si vuol dire, è la verità. Pure oggi non sono mancati come vicinanza fino all'ultimo secondo, però rispetto alle altre partite oggi ho visto un altro Catania. È normale che se non mettiamo la palla dentro, ma non vorrei che passasse il messaggio che gli attaccanti non fanno gol, perché gli errori sono stati fatti anche oggi, però oggi era un derby per loro. Per me, quando giochiamo in casa, quando giocano, la gente che gioca contro il Catania è un motivo pure di orgoglio, fanno tutti la partita della vita, e noi però dobbiamo essere più svegli rispetto agli altri. Per la mia esperienza non voglio far cullare nessuno, però il campionato è lungo e la domenica che abbiamo passato oggi ha dimostrato che dei risultati sono stati particolarmente strani non in senso di altre situazioni, strani che delle squadre sono andate a vincere contro altre che si pensava che ne facessero un sol boccone. Noi dobbiamo stare là sul pezzo, è normale che io prima di arrivare qua sapevo che vince la prima, non ne vincono altre, e ce la dobbiamo giocare con tutti fino alla fine e vedere di arrivare più avanti possibile. Io adesso devo essere come un padre di famiglia, non posso attaccare i miei attaccanti, il mercato è ancora lungo, loro sanno che dipende da loro il mercato, perché se loro, tutti, ma non solo un reparto, tutti, perché io quando non sono contento della squadra, non del singolo,
perché anche oggi, nonostante abbiamo creato tanto, perché 5 o 6 occasioni nitide, non si è fatto gol, però quando non si crea e poi non facciamo gol non è solo colpa degli attaccanti, per cui io adesso devo fare il padre di famiglia, devo cercare di dire, di far capire pure, non solo di dire che siamo uniti e siamo forti, per cui dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ripartiamo dopo la pubblicità da queste parole segnatele di Daniele Faggiano. Tanto Benevento Turris 1-1 parziale. Benissimo, ci fermiamo. Riparto dalle considerazioni finali e dalla considerazione finale di Faggiano, che dice: io devo essere come un padre di famiglia in questo momento. Allora, quando un direttore sportivo sente il dovere di presentarsi ai microfoni, evidentemente qualcosa non sta funzionando bene e quindi ci mette la faccia, come è giusto che sia, come è giusto che faccia un padre di famiglia. La risposta di Faggiano era provocata da una domanda che avevo fatto in ordine a questa insufficienza del fronte offensivo del Catania, la necessità di arrivare a gennaio per un mercato importante, nel ricordo del cortocircuito del mese di agosto. Per questo Faggiano ha detto, poi ne parleremo di persona, perché sono evidenze talmente chiare che è un rapporto dialettico tra due persone intellettualmente oneste che fanno il loro lavoro. Faggiano lo fa sicuramente molto meglio del mio, però è di me. Fa il direttore sportivo. Esatto, però dico, c'è questa grande forma di assoluto rispetto, però una sottolineatura, dopo lascio il campo sia a Carlo che ad Alessandro. Faggiano è un direttore sportivo che negli ultimi 2 mesi ha avuto un problema di salute significativo, importante, non indifferente, e nonostante questo è stato un direttore sportivo che è stato tutte le volte che ha potuto presente a Catania, cioè non è uno che si è girato dietro l'angolo o si è mascherato dietro uno stato che non gli ha consentito ovviamente di lavorare al 100%, ma lui l'ha fatto al 300%, cioè lui con i problemi che ha vissuto in questo lungo lasso di tempo è stato comunque presente a Catania, mettendo il 300% delle capacità di cui era in possesso. È ovvio che altrettanto la squadra non ha fatto, cioè sarebbe bastata la squadra concedere il 100% delle capacità di cui è in grado, che è in grado di sviluppare questo team sul campo, per ottenere risultati che oggi fanno inviperire i tifosi, perché rimane un dato importante. Il Catania alle ultime 4 partite ha fatto 3 punti, equivale a dire che è l'equivalente di una vittoria e 3 sconfitte. Cioè, Alessandro, vogliamo, visto che ci siamo, vediamo la classifica, perché lui ha tirato fuori dei numeri. Facciamo vedere la classifica delle ultime 4 giornate per semplificare il ragionamento che stava facendo Angelo Patanè, quindi chiediamo alla regia di mettere in onda il primo contributo grafico. Guardate qui, abbiamo il Benevento, ovviamente il dato è riferito alle 4 partite precedenti a quella che sta giocando questa sera contro la Turris, tra l'altro è finito il primo tempo 1-1 il parziale, quindi Benevento 10, Avellino 9. Ti blocco, Alessandro. Prego. Aggiornato al gol di adesso, 28 gol all'attivo, dovrebbero essere questo il computo dei gol. Così poi via via ti do anche i numeri. Sì. Benevento 10, Avellino 9, Crotone e Turris. Avellino 9 e al momento l'Avellino ha realizzato 25 gol. Perfetto. Dovrebbero essere questi i numeri esatti, poi ovviamente per dare anche la misura di come si vincono le partite. Crotone, che è il prossimo avversario del Catania, terzo con 8 punti insieme alla Turris, poi via via Altamura. Sì. 21 gol. Ricordiamoci che il Catania all'attivo ne ha soltanto 15 e stiamo quindi fotografando differenze dati sostanziali, obiettivi, quasi il doppio il Benevento. Perché oggi l'altro argomento sarà quello degli attaccanti. Certo, ovviamente. assolutamente. Torniamo alla schermata per andare via scorrendo i dati fino alla seconda parte di questa speciale classifica. Trapani 4 punti, Cavese, Latina, Casertana e Taranto 4 punti, Catania 3 punti,
ha fatto meglio soltanto di Foggia, Messina che hanno 2 punti, Picerno e Juventus Next Gen 1 punto. Quindi Catania in questo momento rendimento da play out, per capirci, in queste ultime 4 vorrei partite. Sentire Carlo questi numeri. È chiaro che in questo momento il Catania è in grande difficoltà, ma c'è da anche considerare che il Catania in questo momento non ha a disposizione tanti giocatori importanti, tanti titolari importanti. Nella sfida di ieri erano 7 giocatori titolari, cioè stiamo parlando di giocatori della rosa, giocatori titolari, quindi è chiaro che la squadra sta facendo fatica e nelle ultime giornate ha fatto ancora più fatica di quando invece ha sopperito a queste assenze. Posso aggiungere, a proposito di indisponibili, un aggiornamento su Sturaro, ce l'hanno chiesto anche tanti telespettatori. La terapia conservativa a cui è stato sottoposto a partire dall'infortunio che ha subito alcune settimane fa sta dando dei buoni frutti e non è utopia pensare che fra un paio di settimane Sturaro possa riaggregarsi al gruppo e quindi rendersi disponibile per poi tornare insomma al centro del centrocampo, dove si stava distinguendo come forse il giocatore più forte del centrocampo del Catania fin quando, ma non c'è dubbio, fin quando si è infortunato. Alessandro, De Rose invece era stato convocato già ieri, chiaramente non è entrato per precauzione. Non è da escludere che a Crotone, magari non dall'inizio, possa iniziare a fare uno spezzone di partita 20-25 minuti per poi avere più minutaggio alle partite successive. Per mettere in campo errori di calcolo, tanto per dare un quadro ormai guardando quella classifica, anche la classifica attuale generale, non so se posso chiedere. La possiamo vedere, però chiaramente la classifica non è aggiornata chiaramente con i risultati. Ma per darvi idea che la media gol del Catania, perché alla fine anche della partita di ieri, soprattutto di quella di ieri, avremmo avuto probabilmente tutti quanti un'altra proiezione se il Catania l'avesse vinta, e non che ieri non siano mancate le occasioni. Però una squadra che realizza una media di gol di 1,12, 1,15 a partita rispetto ai gol del Benevento, la cui media gol è superiore al 2,20%, all'Avellino che si avvicina al 2% di gol a partita, anche lo stesso Trapani ha una media di gol sicuramente più elevata. Però ti posso dire una cosa, sì. Questa differenza va a rimarcare ancora di più sotto il profilo delle realizzazioni in casa, perché il Catania fuori casa ha fatto 3 gol a Biella, 3 gol a Caserta, 2 gol a Foggia, 2 gol a Giuliano. Fuori casa il Catania non è andato male da un punto di vista realizzativo. Quello che è disastroso è il rendimento realizzativo in casa, dove ha fatto appena 4 gol e praticamente hanno fatto peggio soltanto il Latina e l'Altamura. Cioè è il terzultimo attacco sotto il profilo delle realizzazioni in casa. Alessandro, è corretto che noi stiamo inquadrando. Quindi il problema è sulla partita in casa, che è un po' poi il vero rebus tattico, perché è chiaro che, e qui ora Carlo sicuramente ci fa una lectio magistralis sul punto, è chiaro che ormai le squadre che vengono a Catania hanno capito quali sono le difficoltà del Catania, fanno una densità enorme in mezzo al campo e il Catania fa fatica a trovare la velocità di manovra e le verticalizzazioni in grado di superare queste barricate. Non so se è un tema sei stato approfondibile. chiarissimo. Il Catania ha pochi giocatori che sono bravi nell'1 contro 1. Parlo di Stoppa, parlo di D'Andrea, parlo di Jimenez. In questo momento sono 3 giocatori che stanno giocando poco, meno degli altri. Quindi ieri, se tu mi dici chi salta l'uomo del Catania, pochi. Anastasio e Carpani non hanno fatto a tratti. Carpani non ha nell'1. Anastasio sì, perché è forte fisicamente e ci arriva con la velocità. Lunetta è un altro di quei giocatori che in questo momento è indisponibile e ci arriva con la forza, con la velocità, ma giocatori abili tecnicamente a saltare nell'1 contro 1 gli avversari sono Stoppa, Jimenez ed Andrea, che in questo momento sono un po' fuori. Sì, Lunetta purtroppo non c'è, che in questo momento sono fuori dai radar, non stanno giocando titolari in questo momento. Appieno sicuramente Stoppa non ha risposto appieno a quelle che sono le aspettative. Jimenez ci si aspetta
qualche prestazione che possa far vincere qualche partita. Ma ancora un ragazzo e non è stato impiegato in sicuramente è un giocatore che va impiegato in una posizione diversa, in una posizione un po' più avanzata, ma lo sa anche Toscano, cioè non dobbiamo insegnarlo a Toscano, lo sa Toscano, per ragioni di carenza di organico l'ha messo in quella posizione, perché non ha un giocatore da affiancare a Berna per fare un centrocampo solido e mettere i 2 trequartisti. Quando ha avuto Guaini magari ce l'aspettavamo qualche domenica fa che giocasse con Jimenez vicino a un altro trequartista dietro la prima punta. In questo momento, mancando tanti giocatori in mezzo al campo e non avendo nelle migliori condizioni D'Andrea e Stoppa che non sta rendendo al massimo, a Jimenez, il Catania fa fatica a scardinare le difese avversarie. Ma diciamoci una verità. Angelo, la verità la diciamo dopo. No, intanto la dico. Attendiamo poco perché dobbiamo fermarci. Sì, è tassativo, Alessandro. Prima della pubblicità lanciamo un tema. Ieri Castellini avrebbe potuto giocare al posto di Raimo? Per dare più spinta qui. Se tu mi dici, rispondo solo al nostro telespettatore che aveva detto se ci poteva essere un cambio di modulo. Poteva starci ieri. Se si fosse rinunciato a Raimo, che ieri ha fatto un'ottima partita, attenzione, il Catania avrebbe potuto giocare 4-3, sai, io una mia idea con Jimenez e Stoppa dietro Inglese, ma ieri ha risposto bene Toscano, come mai le 2 punte? Perché Inglese 3 partite consecutive non poteva reggerle da solo lì davanti. Bene, fermiamoci qui. Ha le sue ragioni anche il mister Toscano. Fermiamoci, vado da Giulia. Cioè però mi punisci. Vado da Giulia. Dobbiamo fermarci, il tempo di una pausa caffè e torniamo subito da voi. A tra poco, restate con noi. Allora, rieccoci insieme, dobbiamo andare, abbiamo trascurato tanto i cugini stasera, dobbiamo necessariamente andare dai alleggeriamo cugini. un po'. Ecco, alleggeriamo un po', c'è una bella rassegna stampa. Saranno in campagna. No, sentiamoli. È giusto. Sentiamoli. Siamo in città, Se c'è una scuola staremo qui mezz'ora. Lo leggiamo in falsetto allora. Leggiamo in falsetto. Cominciamo col Chianghiera dello Sport, che ha questo titolo un pochino così, che dice: Montalto da scalare, questo attacco ci sta stretto, il Catania non riesce a segnare al peggior Messina del dopoguerra e pareggia 0-0. Vediamo cosa ha detto Toscano, che analizza la gara nel derby. Dice: la prestazione mi ha convinto, non mi ha convinto non aver fatto gol. Così ha detto. Davanti dobbiamo essere più freddi. Anzi no, meglio più caldi, perché il freddo già lo stanno facendo venire loro. In avanti sì, un pochettino sì. L'allenatore del Messina Modica invece? Partita fantastica. Avete detto i miei ragazzi che se fossero rimasti concentrati tutta la partita e lottato su ogni pallone avremmo anche potuto perdere solo 2-0. Vedi. Invece abbiamo i nuovi metodi di allenamento, stile Amatori Catania, vero? Lunedì è stato modificato il campo di allenamento al Cibalino per permettere a Montalto e soci di centrare finalmente la porta. Se si zooma così dovrebbero vediamo le proporzioni, dimensioni giuste, le dimensioni dovremmo essere. Dovrebbero ricominciare a segnare. Abbiamo anche in dotazione i nuovi scarpini. Sì, in dotazione nuovi scarpini. Dalla prossima partita gli attaccanti del Catania giocheranno con le scarpe numero 68. Magari così, quel centimetro in più che non fa male. Pelligra rassicura. Meglio al terreno. Sì. Pelligra rassicura i tifosi. Ora che abbiamo acquisito ufficialmente la Blue Tech, se faccio il bravo, la mia famiglia per Natale mi regala un po' di budget da spendere per Catania a gennaio. E così escono i soliti complottisti. Secondo i terapiattisti, il calcio di punizione di Montalto ha superato di netto le colonne d'Ercole ed ha oltrepassato il disco terrestre. I soliti complottisti, questi sono i soliti complottisti. Un po' di geografia astronomica. Esatto. E invece il resto del librino è un po' criptico e ermetico. Sì, lapidario. Lapidario. E dice: ma davvero? Il Catania non va oltre lo 0-0 contro una squadra che si allena abitualmente in Daisciara. E così fa. Gli etnei non riescono a segnare ad una difesa che in precedenza era stata cutuliata da Gueghe. Per essere precisi. I gol sbagliati hanno quasi del paranormale, con la palla che non riesce ad essere ribadita in rete, manca a 2 metri dalla linea. Da Anglisi a Angrisi il passo è breve. Usciremo. Le interviste post gara. Vediamo che Castellini mix zone. Non dobbiamo mollare di un
1 centimetro e dà ragione. Il DS Faggiano ci ha incoraggiato tanto, incitandoci a non risparmiarci in campo. Al risparmio economico ci ha già pensato la società nel mercato estivo. Giusto, lasciamo i risparmi a... Il meno peggio in campo, Raimo. Non ho crossato a Muzzo. L'unico modo per segnare era mirare uno del Messina e sperare in un autogol. Meno male, perché a me mi sembrava che azzeccava uno. No, era quello. Scusate, il numero 32 Montalto, sono davvero dispiaciuto. Se mi capitasse altre 100 volte quella palla, segnerei almeno 12-13 volte. La media è quella. Sì, super giù, sì. La media è quella. Il portiere Capricas, che sta bene anche con le patatine. Sì, un po' rosso. Mai e poi mai avrei creduto di giocare al Cibile e fare solo 2 parate. Effettivamente neanche noi ci credevo. In edicola con il resto del librino. Dopo il grande successo dell'anno scorso, a Quindari, sì, torna in regalo una confezione di biochietasi per chiunque mostri di possedere un abbonamento del Catania. Ci sta. Chiudiamo con la chiosa. Chiudiamo con la chiosa, il direttore Pittera. Aspettano. Come potta Ghiunnari, un gol ammuccato del genere. È agghiunnato, è scurato. Andiamo alla stampa estera. Andiamo alla stampa estera e cominciamo con Cumarca, quindi andiamo in Spagna. In Spagna che titola Caramba che ciofeca. Los attaccantes del Catania non segnano manco contro la difesa masagnata del mondo. Questo è vero. È vero. Passiamo le Alpi, andiamo all'Es Figaro, che non anticipare, che intitola Mon Dieu, qu'est-ce que la mucche Montalto. Abbiamo anche un editoriale, il solito editoriale della Ligue Pro d'Italia, che su Angleterre che dichiara Montmartre davvero. Ça va che non siamo sensi. Ma come sa cascano le braccia? Ma veramente in terra, sì, cascano le braccia in terra. Comunque. Quindi finiamo la rassegna stampa giornalistica con la nostra rivista scientifica. Sì, esatto, che piglia Focus, che intitola È davvero possibile? Sì. Un team di scienziati, neuroscienziati ed ortopedici, soprattutto forse gli ultimi, sta studiando il caso del gol mangiato da Montalto. Al momento l'unica risposta che gli studiosi sono dati è Saviriddu, perché proprio esatto. Ma in basso abbiamo un articoletto perché perché un'equipe di esperti del sonno ha ricreato la stessa azione mettendo le persone che dormono al posto di Montalto. Ebbene, tutti i pazienti sono riusciti comunque a segnare nonostante fossero in fase REM. Alcuni anche ipnotizzati. Mentre un gruppo di gastroenterologi sta studiando le mutazioni del DNA all'interno dell'intestino dei nuovi acquisti del Catania. Qualcosa sta cambiando. Per capire i motivi per i quali quando indossano la casacca rossa-azzurra si tende ad una ipermobilità intestinale durante le partite. Abbiamo avuto questa sensazione. Non indaghiamo sulla malattia. Passiamo alla liscia top 5, i commenti più lisci che ci sono in rete. Andiamo così, passiamo a Pieppari. Al quinto posto partiamo dalla nostra pagina I Cugini, Fabio Antonuccio. Abbiamo finalmente qualcosa che va a riappacificare il popolo catanese e messinese. Diciamo che nei derby non si vede mai questa voglia di pace. E sono contento perché bisogna unire i popoli. Esatto. Fabio Antonuccio ci scrive: salve Cugini, sono messinese, ci dispiace per lui. No, scherzando. Visto che a noi è vietato la trasferta, potete farmi un grande favore? Prima dell'inizio della partita il pubblico catanese può gridare ancora all'arbitro palermitano anche da parte nostra che si chiama arancino e non arancina? Grazie mille. L'arancino unisce. Ok, mi piace. Al quarto posto, dalla pagina City Zone, durante il post del risultato finale, Roberto Rabuazzo scrive: a me quel Montalto del Messina mi è piaciuto tantissimo. È un ottimo difensore centrale. Non gli si può dire niente. Al terzo posto, invece, sempre sulla pagina di Citizen, ci sono i convocati, lista convocati anche con una gran bella grafica. Complimenti alla ragazzi. Esatto. Danilo Pintabona ci dice: Macelli sta giocando a Briscola? Una volta viene convocato, l'altra passa. Chip. Pensavo giocare a Briscola con Motto, noi lo famo Motto a Briscola. Esatto. A volte c'è, a volte non c'è. Al secondo posto, la pagina Catania FC, Giuseppe Sciuto commenta: Montalto a PGS Sales cerca bomber più rumbi lasci dell'oratorio. Giustamente, dopo quella punizione. Abbiamo revisato. Antonio di dubbi. Allora, al primo posto invece la pagina Catania FC. La pagina Catania FC c'è l'immagine, gli highlights di Catania Messina e c'è Regina Queen che dice: mi chiamo Regina, voglio una relazione seria, ho 30 anni, scrivi in privato se sei interessato. A questo segnale, a questo appello risponde Manuel Greco: Regina Queen, lo posso consigliare un ragazzo io? Si chiama Montalto, proprio lui, con la maglia 32. Vedi chi può fare, magari lo spieghi tu. Salve
salvaci regina. Vediamo se magari può fare qualcosa. Dopo questa preghiera. Salvaci tu. Ripassiamo la linea. Grazie ragazzi e noi ci fermiamo, c'è di nuovo un break. Benevento Turris 2-1. Una bella notizia Alessandro, ci vediamo fra poco. Andiamo subito da Giulia per i messaggi. Buonasera, ma è possibile mai? Quanti gol ieri mancati? Per giunta uno anche a porta libera. L'allenatore dice siamo ottimisti. Boh, speriamo bene e forza Catania. Buonasera a tutto lo studio, Andrea Costa. Fate cambiare il numero 32 sulla maglietta di Montalto perché in questi ultimi anni non è stato molto fortunato. Buonasera, a mio modesto parere, nonostante gli errori, credo che sia il caso di rivedere in azione le due punte, Inglese e Montalto. Errori sotto porta sono commessi anche da grandi campioni, Saro 55. Buonasera, il Catania è una buona squadra, ma non è da primato. Il prossimo anno confermare questo gruppo con 4 acquisti al posto giusto e vinceremo il campionato. Buonasera a tutti, da qualche partita si inizia a sentire la mancanza dei centrocampisti. Diamo tempo a questa squadra, forza Catania da Giorgio. Buonasera, campionato in ombra. Possibile che non si riesce a segnare mai sui calci d'angolo? Per non parlare dei calci di punizione. Ci fosse stato Ciccio Lodi, avremmo 6-8 punti in più. Gaetano da Mascalucia. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Al Catania manca un trequartista che potrebbe completare l'organico. Rientrico di Chirico, già ne abbiamo parlato poco fa. Buonasera, solita storia, gioco lento, tecnica e tattica in alcuni giocatori inesistente. E questo è il problema del Catania. Massimo da Zafferana. Sì, tanti errori tecnici abbiamo visto anche ieri. Sul ragionamento calci piazzati e calci d'angolo. Tante considerazioni giuste dei tifosi. Possono sbagliare anche i grandissimi attaccanti, quindi la carriera di Montalto parla chiaro. Poco fa la snocciolavamo, vedevamo giocatore che ha fatto più di 40 gol in Serie B. 147 presenze e 40 gol in Serie B. Ci sta che sta attraversando un periodo appannato. L'anno scorso 12 gol, a Terni tanti gol pure, e in un periodo no, e quindi bisognerà aspettarlo. Ti provoco. Quando sei in un periodo così vai spesso sul taccuino dei cattivi perché prendi troppi cartellini gialli, rischi le espulsioni. Ieri l'ha rischiata. Quando non fai gol e vuoi battere i calci di punizione per dimostrare il carattere, d'accordo. E quando tutto questo non coincide con la realizzazione di un gol, cosa fai? Lo mantieni in campo e lo schieri la prossima domenica o gli dici ragazzo riposati 2 settimane? Ma prima o dopo si sblocca. E quindi cosa fai, Carlo? Dentro o fuori? Lo tieni domenica? Prima o dopo si sblocca, questo sarà Toscano a decidere, non posso decidere. Io posso dire quello che penso, secondo me è uno che prima o dopo si sblocca. Non pensiamo a un altro Costantino, ne abbiamo parlato durante la pubblicità. Durante la pubblicità non vogliamo pensare a un altro Costantino. Invece il tifoso che diceva sul calcio piazzato il Catania non segna, questa è una realtà, ma non è neanche pericoloso sui calci d'angolo. Quindi bisognerà lavorare, lo staff di Toscano deve lavorare molto sui calci d'angolo e questa è una considerazione da fare. 75% per il Catania. Non siamo mai riusciti o quasi mai a mantenere insieme al possesso palla anche un'efficacia. Dobbiamo correre perché adesso abbiamo da vedere qualche episodio da Moviola. Alessandro, vediamone alcuni, non tantissimi, però da cosa partiamo? Magari andiamo subito sull'uscita di Krapicas. Quindi è il secondo episodio da Moviola che abbiamo messo insieme. L'avevamo già in qualche modo analizzato in apertura di trasmissione. Vediamo, il numero 2 nella nostra sequenza. Vediamo un po'. No, non è questo qui. Dicevamo il secondo episodio della Moviola, non era questo. Questo è il fallo su Montalto. Poteva anche essere sanzionato. Partiamo dalla Moviola numero 2 per intenderci con la regia. Dall'episodio numero 2, uscita di Krapicas. Eccolo qua, il lancio di Inglese per Carpani e poi c'è questo face to face. Carpani che è un giocatore fantastico quando si deve inserire nel cuore dell'area avversaria. Ma io credo che qui il portiere ha fatto quello che poteva fare ed è rimasto nei confini del regolamento, a mio avviso. Questa è stata la sensazione che abbiamo avuto subito dopo aver visto anche quest'ultimo replay, che mi pare il più chiaro di tutti, l'uscita, e guardate, perché qua Krapicas non abbiamo visto due palle gol
importantissime che il Catania ha avuto, una nel primo tempo, un'invenzione Con di Inglese. Montalto per Inglese, e una il colpo di testa di Carpani Che? in avvio di ripresa, dove Capricas ha fatto una grandissima parata. Il Catania ieri ha avuto tante palle gol. Altro episodio, che dici? Altro episodio, andiamo a Moviola vedere. 4, La Moviola 4, il salvataggio sulla salvataggio linea sì. sul tiro di Gennaro. Anche lì molto timido il Catania, Sì. però. Questa Vediamo. è l'unica situazione della palla inattiva, Sì. ma il tiro di Gennaro è un po' troppo felpato, se mi passi l'espressione. Guarda. Però Di Gennaro fa il migliore assist Sì. della partita ieri. Sì, Ed è senza il, dubbio. Il prossimo episodio Non dovrebbe so essere proprio il neanche numero 6. se andava in porta, se No, non non fosse andava in intervenuto porta, non Salvo. credo proprio, non credo Infatti. proprio. Allora, Andiamo all'espulsione. L'espulsione, sì. Episodio 5. C'è Questa è questa una palla, palla tutta giocata palla a terra. c'è Salvo che involontariamente fa l'assist a Inglese e poi lo cintura e l'arbitro, visto che ci sono tutti i presupposti per il cosiddetto dogso, estrae direttamente il cartellino rosso. Mi è piaciuta la direzione arbitrale di ieri, molti scettici prima dell'inizio della partita, la Bravissimo derivazione l'arbitro. palermitana di Giuseppe Mucera, ma avevamo già detto all'inizio della partita, attenzione, questi sono gli arbitri più in forma della categoria, è uno che estrae pochi cartellini gialli, tanti rossi, ma è un arbitro molto equilibrato, e mi sembra che ieri merito ad un siciliano, Sì. che sicuramente se continua così, indipendentemente dai colori, lo troveremo a breve, il quinto anno di Serie C, probabilmente può essere anche pronto Il salto. per il salto. Ho visto cose in Serie A domenica che da rabbrividire, E là c'è la VAR, attenzione, là c'è anche la VAR. Mucera cioè, è davvero da Champions League. Allora, rispetto a Andiamo tante al cose. padre di tutti gli episodi della Moviola. Esattamente, Moviola numero l'ultimo 6. episodio. Che ci Eccolo porta qui. alle pagelle poi, no? Sì, Penso sì. proprio. E che c'è da dire qua? È arrivato Cioè, si commenta da solo. in leggero anticipo, è arrivato. Ma adesso c'è un'immagine dietro la porta che ci fa vedere come effettivamente manchi proprio l'impatto con il pallone. Un peccato, perché qui veramente la porta era spalancata. Il calcio è fatto di risultati, non è fatto né di sé né di ma. Pensiamo per un attimo, se quella palla fosse andata a finire in fondo al sacco, avremmo raccontato probabilmente un'altra partita. Oggi però è 4 partite che diciamo Oggi ho la stessa parlato cosa, con dai. Peppe Russo di Montalto, hanno giocato insieme e quindi mi diceva, lui è l'uomo dei gol impossibili, magari quelli semplici li sbaglia. Vorremmo che cominciasse a fare anche quelli semplici. Un esempio è quella conclusione in mezza rovesciata, sulla quale invece poteva comodamente andare di testa incontrando il pallone e avrebbe fatto gol matematicamente. Certo che le pagelle di oggi Adesso le vediamo, le non pagelle. possono non penalizzarlo. Andiamo Questo- subito da Giulia, sì. partiamo dal migliore. Migliore, il meno peggio. C'è un migliore. Ecco. E allora il meno peggio è lui, Gianluca Carpani, con voto 6. Tra i pochissimi a riuscire a saltare l'uomo con una certa continuità, sfortunato nelle due circostanze in cui sfida a duello Capricas. Nelle prime è pregevole il movimento con cui detta il passaggio ad Inglese, ma il portiere è reattivo e gli chiude la porta in faccia. Nella seconda il lituano vola e gli spegne l'urlo del gol che aveva già pronto ad esplodere in gola. L'unico a tramontare infatti le buone intenzioni. Adesso vediamo il campetto, anche no? il campetto e iniziamo dall'allenatore toscano con voto 5. Adamonis, portiere senza voto. Ierardi, anche lui 5. Di Gennaro 6. Castellini 5,5. Raimo 4,5. 4 per Luperini e Stoppa 5 che prende il suo posto. Verna 5. 6 per Carpani. Jimenez 5 che lo sostituisce. Anastasio 6. 5,5 per Inglese e 3 per Montalto, quindi una brutta insufficienza per Montalto. Sicuramente Carlo è in disaccordo su Raimo, ma questo già l'avevi. Secondo me ha fatto una modo. buona partita ieri. Sì, sì. Però non ha indovinato un cross, in buona sostanza. Diciamo che quello non è il suo punto di forza, è stato molto ordinato e ha spinto tanto, si è fatto trovare pronto. Hai parlato dell'ottima Però in Guglielmotti tante è un'altra situazioni. cosa. Ha altre caratteristiche, sicuramente più offensivo. Ma torno sulla domanda, Castellini esterno ieri poteva stare. poteva. così Il vediamo mister sicuramente cosa poteva, ma sai, nelle mie fantasie. Ne parliamo ovviamente a bocce Ci ferme, è mancherebbe. facile. Però c'era il problema di Inglese che 3 partite consecutive in 8 giorni dopo
70 in attività potevano essere pesanti, quindi ha pensato al doppio attaccante, al doppio centravanti proprio per questo motivo. Nelle nostre previsioni ci poteva anche stare un cambio di sistema di gioco, escludendo Raimo con un 4-3 con i 3 centrocampisti e Stoppa e Jimenez dietro. Un telespettatore ci chiedeva proprio di tornare su questo tema, però noi adesso dobbiamo vedere le contropagelle, se è d'accordo. Angelo, sì, cosa vuoi guardando dire? Guardando il campetto, volevo dire una cosa. Sì. Allora, per me è la partita tra i migliori, tant'è vero che giustamente, correttamente Alessandro dà anche 6, la fa Anastasio, perché in una situazione deficitaria sull'altro fronte del terreno di gioco Anastasio ha corso per 2 e a volte ha fatto anche dei begli assist e anche per 3. Buona la prova di Di Gennaro, ma anche buona la prova di Castellini, sei stato un tantino l'hai bacchettato. È di stima, nel senso che può dare secondo me molto di più. Un'ottima partita. Ha avuto dei momenti in cui sembrava... Il Messina non ha mai tirato in porta. Ritrovare sì, la migliore condizione. Vorrei vedere le contropagelle, Patanè. Vediamo, andiamo dai cugini e vediamo cos'è questa. Oggi abbiamo una voce speciale, uno zio di Turi Brivide. Uno zio nativo. Sì, così nativo. Quindi se vai lancia il servizio. Lanciamo. Dopo. Catania, tu sei la gioia della nostra città. Ierardi, 6. Controlla bene gli avanti del Messina che per forza e tecnica potessero giocare tranquillamente in due sciomboli. Ma usate solo io non ne segnava, camminando campo. Raimo, 5,5. O Caruso, Gioia, si impegna. Peccato che all'ora di crossare pare che avete ogni statore o posto reperi. Inghiaiato! Penna, 5. L'ultima volta che canzettava un passaggio pericoloso. Ancora c'era un ponte sopraelevato sopra l'autunno Gioiene. Bomes. Luperini, 5. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai stare schigli col suo gioco evanescente e come Borodacco, impappabile. Anastasio, 5. Il grande merito da acchiappare se uno a fare squagliare tutti e 6 minuti di recupero, ma proprio ci vuole coraggio e soprattutto spittizza, ma spittizza assai. Inglesi, 6, d'ufficio. Tu che hai giocato in Serie A, pigli l'attaccante e ci spieghi come assegnare. E se non lo capiscono, lo rispieghi. E se non lo capiscono ancora, ci spieghi un'altra volta. E se continuano a non capire, usa il metodo Montessori. Una carezza sulla guancia e una mattellata in doito rosso che c'ha a fare i schigli. English lessons. Montato. 10 cagumma. Mai hai visto difensori più forti che annulla una punizione pericolosa? Abbiano la palla a piazza Bonadies, spazza palle fuori magari in acrobazia e salva un gol a 2 metri dalla linea della porta. Cannavaro sti interventi si insonna a notte. A Messina ci stanno costruendo una statua e vogliono fare sindaco. La prossima partita non avrà più un 100-2, ma avrà un 22 e a 2 si piglia tutte pare. Stoppa, 5. Tutto che si stocca, tutto che si furia e allora di congiurare qualche cosa fa dannare che assai richiedo che c'è atteso mignolo quando si pipa un caffè. Di gennaio ci veniamo a squadra dei stagnini che cercano per la filettatura dei tubi. Toscano, 5. Se nell'asse delle X mettiamo il numero progressivo degli infortunati, nell'asse delle Y mettiamo la vena realizzatrice che tende a meno infinito e nell'asse Z mettiamo i peri di Mondatto. Il grafico mostrerà inevitabilmente che al momento siamo anneati. Comandante, abbassiamola sta vacca prima che ne finisce a 3 tubi.
Allora, abbiamo sentito le pagelle, che cosa c'è? Una considerazione finale? Sì, a parte sempre l'inchino a Luciano Messina. Una domanda al volissimo. Per mister... Breve. Ci scrive Pina da Messina, originario dall'Ucraina. Che è l'amico di ma residente in via Castorina, e chiede a Carlo Breve: tutti puntano il dito contro Montalto. Non è giusto. No. Perché non prendersela con Di Gennaro, che con altri 8 giocatori di movimento ci passa giusto a Edo? Soprattutto vedendo tutto l'andamento della partita. Esatto. Vabbè. Vero, poteva pensare, insomma, a innescare qualcun altro che era messo meglio di Montalto. Passiamoci basta che ha vinto, non è ci dobbiamo fermare, ragazzi. Basta che all'inviato andava benissimo. Ragazzi, grazie, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo. Allora, ricominciamo per l'ultimo segmento con il prossimo avversario del Catania. Alessandro, andiamo da Giulia. Il prossimo avversario del Catania è il Crotone. Andiamo a vedere insieme il suo cammino fino adesso. Finora ha giocato 13 partite, 4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte, 21 gol fatti e 24 gol subiti. I marcatori sono Tuminello con 5 gol, Gomez con 4 gol, Ovisac con 3 gol e Silva con 3 gol. Guardate a sinistra, le ultime 5 partite segnano risultati positivi per la formazione di Longo, era partita malissimo e che nelle ultime 5 partite si è ritrovata, perché comunque è in serie utile. 2 vittorie, 3 pareggi, sì. Sono e soprattutto vittoria a Crotone, a Giuliano, pareggio col Benevento, pareggio a Cerignola, insomma. Vabbè, squadra che conosciamo bene, sì, abbiamo visto anche in Coppa Italia. Sì, attacco molto forte. Squadra che gioca un calcio propositivo, soprattutto Guido Gomez, che è stato a lungo obiettivo del Catania la scorsa estate, un giocatore che fa reparto da solo. Un attimino ha deluso le attese, no? Doveva stare tra le prime, ha avuto una fase molto negativa. Sì. Però si sta riprendendo in chiave tattica, Carlo. 4-2-3-1, una squadra che il Catania ha sempre lasciato un po' il palleggio a questo tipo di squadre, non le ha mai aggredite a squadre con questo sistema di gioco. Vedremo. Somiglia alla Casertana come stile somiglia di molto gioco a tante squadre che hanno giocato col 4-2-3-1 e con le quali il Catania ha favorito un po' il palleggio in zone del campo dove non hanno mai fatto male al Catania. Quindi vedremo come le andrà ad approcciare pure questa gara. Ripunteresti su Quaini, visto che ha scontato la squalifica a centrocampo? Su Lunetta se ha recuperato. Vediamo se Lunetta... Guglielmotti ovviamente De Rose, 2 sono sicuri. De Rose penso una ventina di minuti nel suo tempo li può fare. Quaini potranno essere sicuramente della gara. Potrebbe anche rilanciare Jimenez, che nelle ultime gare è stato un po' fuori dal radar, però un po' decisamente più avanti. Se gioca Quaini vicino Verna, certo, sicuramente Jimenez giocherà da trequartista. Insisteresti su Montalto insieme ad Inglese o faresti un tipo o l'uno o l'altro? Okay. Domanda. Dopo 7 giorni può giocare Inglese tranquillamente. E in tandem con Jimenez Inglese, come te lo vedi? Mi piacerebbe, perché sono due che parlano la stessa lingua, ma se mette Jimenez tre quarti è molto più vicino ad Inglese. Ma insieme, molto più vicino. Insieme dovrebbero giocare come 3-5-2. 3-5-2 o 3-5-1-1, mettila così. O 3-5-1-1, ma se gioca Quaini insieme a Berna può tornare a giocare con i due trequartisti, che potrebbero essere in questo momento Carpani, che è in un'ottima condizione, e Jimenez. Prima che Gagliano mi tagli, sì. No, perché ci sfumano. E dobbiamo vedere anche diciamo il calendario. Desideravo fare lo facciamo dopo. No, lo faccio ora. Parlerei dopo, quando chiudiamo. Facciamo il prossimo il calendario del Catania, così magari per vedere che cos'è questo mese di novembre per il Catania. Esatto. Il coefficiente di difficoltà che aumenta in maniera esponenziale, ci siamo lasciati alle spalle 4 potenziali partite abbordabili. Esatto. Guardate cosa c'è adesso, vai Giulia.
Domenica 10 novembre, ore 19:30, Crotone-Catania. Venerdì 15 novembre, ore 20:30, Catania-Trapani. Sabato 23 novembre, ore 15, Avellino-Catania. Martedì 26 novembre, ore 20:30, Coppa Italia Serie C, Catania-Trapani. E sabato 30 novembre, ore 17:30, Catania-Cavese. Vuoi fare tabelle? No, non faccio tabelle, faccio invece la tabellina ai telespettatori di Telecolor che ci hanno regalato degli ascolti molto importanti. Non lo farà Gagliano, che è da vice direttore, non gli piace, ma io e Carlo dobbiamo farlo a nome di tutta quanta la nostra struttura tecnica, che vi ha accompagnati per una domenica, non sarà solo la prima, ne faremo tante altre, ringraziando l'editore, ma soprattutto dobbiamo ringraziare chi da casa e da tutti i luoghi ieri ci ha seguito e ci ha omaggiato di ascolti davvero molto importanti. Per noi è un onore. Ed è soltanto la prima di questa solo la prima. Per noi è un grande sforzo, ma lo facciamo con la passione che ha contraddistinto 35, quasi 40 anni di trasmissioni che ci piace ancora vivere insieme. Devo aggiungere una chiosa, perché ieri da un punto di vista tecnico ci sono state delle sbavature e su questo promettiamo il massimo impegno per evitare che queste sbavature. No, noi vorremmo che tutto funzionasse alla perfezione, quindi stiamo lavorando in questo senso perché tutto vada come deve andare. Cioè Però grazie, perché la risposta dei siciliani, di tutti i siciliani, è stata importante. Noi, a nome dell'azienda e a nome anche della redazione e dello staff tecnico che non vedete, dobbiamo soltanto ringraziare, mi pare doveroso. Allora, noi ci dobbiamo fermare adesso per ricordare quali sono i prossimi appuntamenti. Alessandro, ci arriviamo piano piano, intanto venerdì c'è preview con Marco Carli, poi torniamo domenica, Angelo, perché c'è diretta stadio, si comincia alle 19:30 anche a Crotone. E vado a Crotone. La partita alle 19:30, noi cominciamo alle 19. Ecco, questo è l'orientamento, poi vedremo in settimana che cosa succede, ci sono altri sviluppi. Lunedì doppio corner, anteprima e poi corner la sera. Mi pare che ci siamo, grazie a Carlo Breve che è stato con noi stasera. Bellissima serata, grazie. Grazie a Alessandro Vaglesini, grazie ad Angelo Patenè che abbiamo cercato di contenere. Cinturato. Grazie a Giulia. Grazie a voi, una buona serata e buonanotte. Dobbiamo dire ai tanti telespettatori dobbiamo dire che sono tanti messaggi che non abbiamo letto, ma sono stati tantissimi. Grazie. Vado dai cugini anche e ci promettiamo di leggerli magari la prossima volta. I cugini salutiamo. Ciao. Diciamo grazie ai due maestri che sono Luciano e Gino. Grazie anche a loro. Ci rivediamo lunedì prossimo con Corner. A tutti voi la partita adesso del Catania differita con Patanè e Carlo Breve, la partita di ieri tra il Catania e il Messina a breve, tra pochissimo, chiaramente sempre su Telecolor.